Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esplorama. Come sempre stiamo trasmettendo dai nostri studi al Record Space di Civitavecchia e nel nostro consueto appuntamento con A Tu per Tu, oggi siamo in compagnia di un artista poliedrico perché è un grandissimo creativo, è un orafo, è un insegnante che tra le varie attività si occupa anche di iniziative importanti a livello musicale. Quindi c'è tutto quello che riguarda l'arte, la passione per l'arte, ed è un vero piacere per noi avere ospite qui Piero De Martin. Buongiorno Piero. Grazie tantissimo dell'invito. Benvenuto qui tra noi. Allora, io ho fatto una breve anticipazione, però ci piacerebbe un attimino un tuo background. Parliamo di 40 anni di arte, di attività. Ecco, nello specifico, parlaci un po' di te. Allora, sì, è vero, 40 anni di attività artistica a 360 gradi. Devo dire, sembrano tanti, ma in realtà mi sembra di aver cominciato ieri. Auguro a tutti di poter intraprendere questa professione artistica, no? Come si dice, impara l'arte e mettila da parte, no? Invece io l'ho imparata e continuo ancora a imparare e a divulgarla. Quindi mi sento privilegiato, mi sento fortunato a poter vivere del mondo artistico che ormai sviluppo da oltre 40 anni in parallelo sia nella parte professionale artistica come scultore orafo e di riflesso anche docente presso il liceo artistico di Udine. E devo dire che all'interno della scuola ha un fascino speciale, particolare lavorare con i ragazzi, perché comunque sono una fucina creativa, sono una fucina di idee, hanno un animo e uno spirito sempre intraprendente, sempre attivo e stimolante, e per cui devo dire che ho imparato parecchio da loro e io di riflesso ho portato la mia esperienza artistica e professionale all'interno dell'ambito dell'insegnamento. Sono ragazzi che ogni giorno ti danno uno spunto, ti danno così un input a fare ricerca, a divulgarsi con la propria capacità, competenze e soprattutto poi a trasmettere a loro quell'insegnamento che è doveroso e poi sperando che più di qualcuno intraprenda questo percorso artistico. Ecco, la tua è una carriera importante a livello artistico per quanto riguarda la creazione di gioielli, quindi tu fai delle vere e proprie opere che sono uniche nella loro specie e che sono tra l'altro anche molto richieste e che richiedono un impegno, presumo, e una creatività non da poco. Sì, è vero, sono gioielli particolari, gioielli, oso dire, quasi impossibili, perché il mio trend creativo è basato su delle forme prettamente di fantasie, anche se talune volte, anzi più volte, hanno questo riferimento musicale. Ma parlando dei gioielli scultorei, che sono un po' difficoltosi da indossare, ma chi osa porta con sé una vera scultura da passeggio, dire, gioielli in movimento, per corpi in movimento. Ecco, io adesso andrei nell'altro ambito che ti riguarda, un ambito forse poco conosciuto, perché uno che pensa a Piero De Martin pensa a quello di cui abbiamo parlato adesso, quindi l'insegnante, l'orafo. In realtà lui è impegnatissimo anche nel campo musicale, vero Piero? Perché tu hai tantissime attività da questo punto di vista. È vero, l'ambito musicale è sempre stato un punto di riferimento nel mio circuito sanguigno riguardo alla creatività. Quindi mi occupo della musica, anche se in maniera marginale, visto le attività così impegnative sia alla libera professione come artista ma anche come docente, ma nel cuore mi è sempre rimasto la musica e mi occupo di musica fino all'età dai 13 anni in poi. Poi è stato un periodo che per ragioni professionali ho dovuto lasciare quell'ambito con dispiacere, ma in me esisteva sempre questa cellula che era pronta a esplodere. E il caso ha voluto nel 2019
nell'ambito del circuito del Rotary, fra l'altro sono un socio rotariano del Rotary Club Villa Manin, Codroipo, e il presidente di allora, il dottor Canciani, mi ha sollecitato a mettere in piedi un progetto musicale per poter così dare un contributo e aiutare di chi ha più bisogno. Ero posso dire, emarginato, fra virgolette, dal mondo musicale o dai musicisti, ma le conoscenze e i rapporti sono sempre rimasti intensi, il che ho avuto questa idea di chiamare la crema e l'eccellenza della musica friulana, cito alcuni, Barbara Enrico, Glauco Venier, come si chiama, Luigi Del Sal e altri musicisti, insomma, di fama internazionale, e ognuno nel proprio ambito. E tutte queste persone, Luisa Sello, fra l'altro artista, musicista, ambasciatrice nel mondo del Friuli, anche lei ha reso, e gli altri hanno dato la propria disponibilità ad esibirsi in Villa Manin a favore così delle persone che hanno bisogno. Quindi ho messo in piedi uno spettacolo musicale dal titolo Artisti, attori e musicisti uniti per Progetto Autismo, e devo dire che la serata è andata talmente bene e accattivante, e sono stati richiesti poi 3 altre serate, di cui in Arena a Lignano, al Teatro Benoît di Codroipo e al Teatro Modena di Promanova. In 4 serate abbiamo raccolto pari a 20.000 euro. E questa è una bellissima interamente cosa. devoluti a Elena Brufone, all'autismo di Udine. E questo mi sento orgoglioso. E sì. puoi essere orgoglioso, perché queste sono le iniziative che fanno veramente una persona ancora più grande di quella che è, perché mettere insieme questi pezzi da 90, perché tu hai citato artisti, musicisti, personalità più importanti che abbiamo in Friuli, che si esibiscono per uno scopo benefico così importante, beh, tanti complimenti, perché veramente, tra l'altro, noi manderemo uno spezzone di questa serata veramente molto bello che Piero ci ha fatto avere, così potete farvi anche un'idea del livello molto alto e molto importante di queste iniziative che lui organizza, e che, come in questo caso, non sono a scopo di lucro, ma sono proprio a scopo per aiutare chi ha bisogno, quindi per una raccolta fondi a scopo benefico, e questo è molto importante. Ecco, aggiungo, se permetti, certo. il percorso, il progetto aveva come finalità di un progetto itinere, portandolo al Teatro Giovanni da Udine, ed era fissato per il 23 maggio dello scorso anno. Penso che anche quest'anno non sarà fattibile, ma comunque appena le condizioni saranno favorevoli terminerà questo percorso artistico-musicale al Teatro Giovanni da Udine. Quindi quanto prima faremo anche questa parte finale. Piero De Martin, abbiamo capito bene, anche direttore artistico di importanti eventi, di eventi musicali, e in questi eventi è coinvolta anche la Soul Orchestra. Sì, la Soul Orchestra, di cui faccio parte, mi occupo un po' della parte organizzativa. Siamo in 14 musicisti, provenienti ognuno da ambiti musicali diversi, quindi sia dal mondo classico, dal mondo pop, dal jazz, dal soul. Insomma, ci siamo riuniti casualmente a favore di questa situazione benefica, e devo dire, anche sottolineo questo dettaglio proprio per il fascino del mondo musicale. Abbiamo un'estensione anagrafica pari a 60 anni. Dico, fra il più giovane... Quindi è proprio variegata, devo dire. Fra il più giovane, che è un trombettista e sassofonista, non vado a citare i nomi, c'è una differenza d'età pari a 60 anni. Ma dov'è? E perché dico questo? Perché quando si è sul palcoscenico siamo veramente dei bambini, come dei ragazzini. Questo per dire il senso, la motivazione dell'arte nel suo essere, ma in particolar modo in questo campo, in questa situazione, la musica. E questo è molto bello, perché soprattutto coinvolgere generazioni diverse per un progetto unico, ciascuno apprende dall'altro. I giovani crescono con quelli che hanno un'età più matura, viceversa le persone di una certa età
tornano giovani, perché lavorare con i giovani comunque è bello, un altro spirito, un altro modo di lavorare, di fare. Ecco, io presumo che la pandemia, come per tutti, abbia un attimino frenato le molteplici attività e quindi presumo anche le tue. Però io so che in cantiere ci sono delle cose importanti prossimamente. Sì, ma vorrei aggiungere, tornando nell'ambito Sì. musicale, allora nel 2019, si può dire insomma l'altro giorno, ho celebrato i miei 40 anni di attività artistica e per l'ennesima volta ho portato i miei lavori, dopo averli esposti comunque qui in Friuli, e visto che ho un canale aperto a Dubai, ho portato i lavori dedicati, quindi citele dedicate alle nostre tre città fondamentali, città significative, un po' la nostra storia, che sono Cividale, Palmanova e Aquileia, e ho pensato di creare 15 tele, secondo un mio intuito creativo, portarle a Dubai in esposizione, per cui portare il nostro cristianesimo, la nostra religione in un mondo prettamente diverso. Questa è stata la sfida a 40 anni della mia attività e devo dire che sono stato accolto con il tappeto rosso. E questo successo, questo entusiasmo mi ha caricato tantissimo, infatti sono tornato molto creativo da questo viaggio, da questa esposizione, ma la bellezza, ecco perché ti ho interrotto, che poi si fa una cena, si fa un rinfresco con i vari personaggi. Allora, a fronte a me c'era questo personaggio, Lemiro, che poi il ministro della cultura, mi chiede come mai nelle mie espressioni artistiche c'è sempre questo timbro musicale. Non poteva farmi che una domanda migliore. Dico perché vivo di riflesso anche il mondo della musica. Ho fatto vedere il file, lo spettacolo fatto esibizione, perdonami, in Villa Manin, è rimasto scioccato, fulminato. E cosa è successo? Mi ha invitato con tutta l'orchestra a portare lo spettacolo a Dubai in occasione dell'Expo. Ecco, questi sono i nostri friulani nel mondo. Piero De Martin è l'esempio di come l'arte può diventare anche ambasciatrice di cose belle, di cose importanti, di cose interessanti. Quindi questo ci rende anche orgogliosi. Certo. Perché noi che siamo, cioè il friulano, no? Di suo, si sente anche questa cosa è molto importante. Allora, adesso però io ripercorrerei invece quel filone che ti ho chiesto prima, che è quello degli eventi, perché tu so che hai in cantiere